C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati di nuovo a Centro Anch'io, tra pochissimo il proverbio e prima vi raccontiamo qualcosa legato alla nostra città, all'arte, alla cultura della nostra Brescia. E sapete che nel Museo di Santa Giulia c'è una battaglia delle Amazzoni? Ah, non lo sapete? E ve lo raccontiamo noi. La lastra marmorea, appartenente a un fronte di sarcofago prodotto tra il I e il III secolo d.C., rappresenta la battaglia delle Amazzoni. I protagonisti della scena sono eroi ateniesi rappresentati nudi e le Amazzoni, guerriere a cavallo di origine orientale, rappresentate con un particolare copricapo e una veste che lascia scoperto il seno destro e la spalla. Il rilievo narra il mitico episodio della battaglia in cui le Amazzoni tentarono di liberare la loro regina Antiope. La lastra è stata recuperata nel 1998 dal pavimento di età alto medievale della chiesa di San Salvatore. Rieccoci qui, da oggi e per qualche giorno saremo a Borgo Satollo alla pasticceria da Guido proprio di fronte alla chiesa. Iniziamo la puntata di oggi con questo proverbio: è mancanza de cai se fa trotà gli asen. Sentiamo che ne sanno qua. Cesare ha fretta perché deve andare al lavoro. Ma che fretta, il lavoro può aspettare. Di cosa si occupa Cesare? Pianti elettrici? Elettricista, va sempre comodo in casa. È mancanza de cai, caro Cesare, se fa trotà gli asen, cioè? Quindi? Lei lavora in proprio da solo o anche qualche cal che lavora con lei? Da solo? Da solo? Sì, ma lei ha mai sentito questo proverbio, questa volta? È mancanza de cai, se fa trotà gli asen. Quindi? E quindi non lo dica lei Cesare, è elettricista. Signora Marisa, bella, elegante, distinta, signorile. Congratulazioni, ma lei si è fatta bella per apparire in televisione. No, non lo sapevo, altrimenti mi facevo più bella. Ancora più bella. Senta Marisa, lei conosce questo detto? È mancanza de cai se fa trotà gli asen, cioè? A mancanza di persone valide, vabbè, perché le meno valide. Le è mai capitato a lei nel lavoro? Adesso. Allora, è mancanza de cai se fa trotà gli asen. Sì, mancanza di cavalli si fa trottare gli asini, nel senso ci si arrangia come si vuole. Lei conosce più asini o più cavalli? Più asini di cavalli. Non possiamo fare i nomi, eh? No. Senta Daniela, non cerchi soluzioni su internet per questo proverbio in dialetto, eh? Ora che cerco la soluzione, ciao. Poi non tutte le soluzioni si trovano sul telefonino. Appunto. Vanno ricercate nel proprio cuore. No, è meglio di no. Neanche. Senta Daniela, mancanza de cai, se fa trottà gli asen, lei l'ha mai sentito? No. No, No. mai detto? No. E secondo lei che... sa tradurlo, sì, dal dialetto? Sì, mancanza di cavalli si fanno trottare gli asini. Per un lavoro, un adempimento ha più valore un cavallo o un asino? Un cavallo, teoricamente. Quindi se mancano i cavalli... Si fanno andare gli asini e fanno un casino. È mancanza de cai se fa trottà gli asen. Se mancano i cavalli si fanno galoppare, trottare gli asini. Ovvero un lavoro, un'attività va svolta ponderando bene le risorse a disposizione. Se queste non ci sono, insomma, ci si arrangia come si può, ovvero gli asini. Grazie, alla prossima.